Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. La Regione conferma il rientro in classe dal 1 febbraio degli studenti delle superiori, nei modi e nei tempi stabiliti, nonostante alcuni recenti focolai nelle scuole dell'obbligo. Sul fronte vaccini, in febbraio arriveranno anche alcune decine di migliaia di dosi, ma non sufficienti per tutti gli over 80. Avanti con la tabella stilata per il rientro in classe, seppur parziale, dei ragazzi delle superiori a partire dal 1 febbraio. I recenti casi di contagio nelle scuole dell'obbligo o il focolaio delle medie a San Daniele non spaventano la Regione. Con tutte le cautele, da lunedì il ritorno in aula è garantito. Che il contagio circoli mi pare evidente, però stiamo anche notando una curva che sta rallentando, questo è importante. È chiaro che ogni contagio preoccupa, però insomma, ci apprestiamo a ripartire col sistema scolastico alle condizioni che sono state stabilite. Il primo tema non è quello che succede dentro una scuola, il problema è che i giovani sono dei portatori inconsapevoli del virus, ma la quota più importante riguarda i ragazzi dai 10 ai 20 anni. E riaprire le scuole col pensiero di poterle richiudere, questo sarebbe una sconfitta con tutti, molto dipenderà dal comportamento di ognuno di noi. Riccardi fa anche il punto sulla campagna vaccinale, che procede solo per gli operatori sanitari e gli anziani delle case di riposo. Nuove dosi di fiale Pfizer e Moderna sono in arrivo, ma non in numero sufficiente per le inoculazioni degli oltre 100.000 over 80. Abbiamo ricevuto una comunicazione dal commissario Arcuri ieri che ci dà un flusso, dimensione un flusso di distribuzione di vaccini dall'8 febbraio alla fine di febbraio. Ci hanno dato un numero che alcune decine di migliaia che riguarderà febbraio, che sono totalmente insufficienti, se poi lo dividiamo anche per due, ad affrontare un obiettivo così importante. Passiamo al report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.719 tamponi molecolari sono stati rilevati 360 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 4.349 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 224 casi, pari al 5,15%. I decessi registrati sono 26, dei quali 7 in Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 e quelli in altri reparti a 646. I decessi complessivamente ammontano a 2.325, di cui 524 a Pordenone. I totalmente guariti sono 50.287, mentre scendono le persone in isolamento, che oggi risultano essere 10.685. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e i 50 comuni dell'ambito pordenonese hanno sottoscritto il nuovo atto di delega dei servizi dedicati agli adulti con disturbi del neurosviluppo. Vediamo quali sono le novità. Un sostegno individualizzato al disabile e una vera integrazione delle professionalità sanitarie e sociali. Sono queste le novità del nuovo atto di delega all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale da parte degli enti locali dell'area vasta pordenonese per la gestione dei servizi alle persone in età adulta con disturbi del neurosviluppo, dall'autismo alle disabilità intellettive. Il nuovo documento, che avrà durata triennale, prevede infatti un approccio multidimensionale, progetti personalizzati, un budget personale di progetto e un budget di salute tagliati su misura a seconda dell'individuo. Quest'atto, grazie all'opera importante messa in campo dal dottor Francescutti, che è il nostro direttore dei servizi sociosanitari, prevede appunto importanti elementi di novità che riguardano una cabina di regia interistituzionale per governare bene questi processi, la necessità di puntare anche su servizi innovativi, quindi oltre ai servizi residenziali e semiresidenziali, partendo dalle unità educative territoriali, ma anche su servizi in cui viene stimolata l'autonomia abitativa e l'autonomia lavorativa per soggetti che hanno problemi di disabilità. Un settore questo che sta avendo sempre più importanza. Nel 2019 nel Friuli Occidentale le persone seguite erano 1044, ma già nel 2020 il numero aveva superato quota 1200. La popolazione interessata cresce grazie all'allungamento dell'aspettativa di vita dei soggetti del 6% all'anno e di conseguenza crescono di circa 1 milione all'anno le spese necessarie per la cura di queste persone. Lo scorso anno sono stati messi in campo quasi 18 milioni di euro, il 70% dalla Regione, il 21% dai comuni e il 9% dalla compartecipazione degli utenti, ai quali si sono aggiunti altri 2 milioni di euro dell'ASFO. Grande la soddisfazione di Eligio Grizzo, presidente della conferenza dei 50 sindaci, che hanno votato all'unanimità l'atto di delega. È importante capire che questo vantaggio che troveranno i disabili all'interno del territorio è una cosa nuova, non è una cosa vecchia, è una cosa che mette al centro tutte le persone disabili, ma con la possibilità di scegliere loro qual è l'attività da mettere in atto
scegliendo fra tante la migliore. Per il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi il documento è un modello da riproporre nelle altre parti della regione. È scattato il piano antismog a Pordenone e in altri 13 comuni del Friuli occidentale. Il riscaldamento dovrà essere abbassato fino a fine mese. Sale la quantità di PM10 nell'aria e scattano le limitazioni contro lo smog, che dureranno almeno fino a domenica 31 gennaio. Oggi sono entrate in vigore le misure di emergenza per le polveri sottili a Pordenone e in altri 13 comuni del Friuli occidentale. Le limitazioni, che riguardano oltre al capoluogo Azzano Decimo, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola, sono dovute all'innalzamento del PM10 in atmosfera causato dal bel tempo di questi giorni. In questi comuni, come previsto dal piano antismog, la temperatura in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive non deve superare i 20 gradi, che diventano 18 in edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, con l'esclusione di edifici con classe energetica B o superiore, strutture sanitarie, case di riposo, scuole e abitazioni nelle quali risiedono persone con malattie croniche. Vietato l'uso di combustibile a legna, a meno che questo non sia l'unico sistema di riscaldamento o che le stufe non siano a bassa emissione e l'accensione di fuochi all'aperto. Inoltre, nel capoluogo sono in vigore i limiti alla circolazione all'interno del ring per i veicoli più inquinanti dalle 16 alle 20. A meno che non si verifichino cambiamenti meteo, con l'arrivo di piogge per ora non previste dall'ARPA o di venti, spiega l'assessore all'ambiente di Pordenone, Stefania Boltin, le restrizioni resteranno in vigore fino a fine mese. Voltiamo pagina. Pordenone questa mattina con 2 brevi cerimonie ha celebrato la giornata della memoria. Presente assieme alle autorità anche il presidente dell'ANED di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro, che fu deportato a Dachau. Con 2 brevi cerimonie al monumento del deportato e alla targa dell'ex provincia, Pordenone ha celebrato oggi la giornata della memoria, istituita nel 2005, scegliendo come data il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz. Non ha voluto mancare il presidente dell'ANED di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro, ex deportato a Dachau, che ha reso omaggio alle vittime, per poi portare la sua testimonianza anche al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento. Il messaggio da dare è per i giovani, perché per noi vecchi serve più niente ormai. Che si ricordino ciò che abbiamo passato noi, ciò che ha passato l'Italia a quei tempi brutti. Come si convive con quello che si è passato? Bisogna dimenticare. Se dimentichi vivi a lungo, se ti ricordi sempre di quello, crepi prima dell'ora. Ci ricorda il ritorno dopo il campo? Era il pianto di gioia. È tutto lì, è tutto un pianto di gioia e basta. Quando è tornato, chi ha abbracciato per primo? Ho trovato a Verona, ho trovato un camion che erano qui da Pordenone, un autista da Bania, e mi hanno indicato i dottori che mi visitavano. Vai là che c'è quel camion là, che forse possono aiutarti. Sono andato dove era il camion, ho visto e quello mi ha portato a casa. Non ho dormito quella volta la strada, sono arrivato a casa, quando ho sentito che la macchina rallentava, poi fermava, ho detto sono a casa, ho alzato la testa, la casa era lì, mi hanno fatto scendere dalla macchina, ho preso la maniglia della porta, la mamma mia era che apriva la porta anche lei, ci siamo trovati lì, sulla soglia, pensare che la povera donna a trovarsi un scheletro davanti e sentirsi chiamare mamma. Presenti, accanto ai labari di Comune, ANED e AMPI, il prefetto Domenico Lione, l'assessore regionale Tiziana Gibelli e il sindaco Alessandro Ciriani, che ha sottolineato l'importanza del lavoro delle istituzioni per mantenere viva la memoria degli orrori del passato. L'importante è quello di non cristallizzare questa memoria, di non considerarla un rito che capita una volta all'anno, ma attraverso invece la cultura, la scuola, l'istruzione, anche queste cerimonie, renderla viva tutti gli anni. Io credo che l'Europa, l'Occidente abbia maturato gli anticorpi affinché quello che è capitato con la deportazione e le girazioni non capiti più, però è chiaro che, ripeto, serve una forte azione culturale affinché questo diventi patrimonio comune condiviso non solamente in questa giornata ma in tutti i giorni dell'anno. E per la giornata della memoria l'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia ha ricevuto la donazione da parte di Pietro Pastorello degli effetti personali di Mario Bertolin, casarsese morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Mittelbau-Dora. Per l'occasione è stato realizzato un toccante video di cui vi proponiamo un estratto.
per giungere al Campo Dora, tanto temuto dai deportati per l'altissima mortalità che vi si registrava, bisognava scendere alla stazione ferroviaria di Salsa, a 5 chilometri da Nordhausen, alle pendici dell'Harz, nella Turingia. E arrivai di notte, dopo un viaggio di 2 giorni e 2 notti, impiegati per percorrere meno di 120 chilometri. Avviati alla disinfestazione, dopo 13 giorni che non mangiavamo, l'organizzazione tedesca era immutabile e implacabile insieme. Anche questi cadaveri viventi dovevano essere disinfettati, sbarbati, messi sotto la doccia, rivestiti dell'abito di cotone rigato grigio-blu ed avviati alle baracche di smistamento. Dopodiché si poteva dare loro 400 grammi di pane e 200 grammi di margarina. La disinfestazione dei superstiti ebbe termine alle 22, ma nel frattempo ne erano morti altri 80. Venne predisposto all'esterno del lager un rogo. Alcune migliaia di deportati ebbero l'ordine di preparare i tronchi d'albero correnti, mentre altri dovevano prelevare i cadaveri ammucchiati nei vari centri di raccolta. Nella notte le fiamme illuminarono le salme. Via via che i corpi venivano lambiti dal fuoco, muovevano gli arti, il ventre si gonfiava, la pelle scoppiava. Lo scoppiettio del legno bruciante si confondeva con i rumori inesprimibili dei corpi in ebollizione. Sembrava di vivere un sogno d'incubo, di assistere ai roghi accesi da tribù primitive per placare qualche crudele divinità distruttrice. E della giornata di oggi, della giornata della memoria, si parlerà dopo di noi a Elettroshock, condotto da Daniele Micheluz. La trasmissione dalle Casermette di Via Molinari, sede dell'ANED di Pordenone, tratterà del tema appunto della giornata della memoria con testimonianze, riflessioni e immagini dell'Olocausto. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Grazie di essere stati con noi, buona serata.